Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buongiorno, ben arrivati a Alta Tiratura, io sono Alessandro Gnocchi, questa è Radio Libertà. Oggi facciamo una puntata speciale quasi tutta sul medesimo argomento, che è il rapporto che abbiamo con l'immigrazione e con l'integrazione. Ovviamente è una puntata che è stata suggerita, diciamo, il contenuto è stato suggerito dai casi di cronaca piuttosto clamorosi che abbiamo visto in questi giorni. L'attentato di Modena, sulla quale si sta indagando, potrebbe avere una matrice, diciamo, di pura pazzia o anche una matrice di religiosa, islamica, o perché no, tutte e due insieme. Questo comunque lo vedremo, non ci interessa entrare nel dettaglio di questa vicenda. Ci interessa invece ragionare appunto su immigrazione e integrazione. Allora, l'immigrazione sicuramente pone delle sfide e delle domande alle quali la destra di governo e anche quella non di governo deve trovare delle risposte. Della sinistra non parliamo neanche, perché la sinistra si è tirata fuori da questo dibattito. Si è tirata fuori da questo dibattito perché l'identità dell'Italia, ma anche dell'Europa, secondo la sinistra, è non averne una e diventare quindi terra di accoglienza e in questo modo, diciamo, espiare le tragedie del Novecento causate dal nazionalismo. Quindi la sinistra in questo dibattito non entra perché non ha niente da dire. Invece in questo dibattito entrano le varie anime della destra, perché è inutile pensare alla destra come una cosa monolitica dal punto di vista culturale e ideologico. La destra liberale è chiaramente a favore della globalizzazione, quindi del libero mercato, quindi dello spostamento delle persone, della manodopera, quindi diciamo che tendenzialmente, con tutte le distinzioni del caso, non è contraria all'immigrazione incontrollata, sì, ma insomma è favorevole a certe quote di immigrazione, magari superiore a quelle che un altro tipo di destra vorrebbe accettare. Ma poi appunto c'è la destra, che invece è una destra più identitaria, e quella destra invece ha un atteggiamento verso la globalizzazione negativo e quindi è, diciamo, anche più critico nel campo sulla materia dell'immigrazione. Non è una materia sulla quale mancano gli studi, ci sono e come, sono lavori fondamentali usciti a partire, diciamo, dagli anni 50, e sono quegli studi che, a mio avviso, una destra di governo dovrebbe conoscere per diciamo, trovare le idee e il giusto orientamento. Adesso io faccio una cosa, cioè apro il giornale, perché non ricordo tutte le date di uscita di questi libri, ma ve li voglio citare uno a uno e intanto proseguire nel ragionamento. Per proseguire nel ragionamento dobbiamo forse dire che la destra, il governo, a mio avviso, dovrebbe considerare l'immigrazione dal punto di vista, non solo dal punto di vista dell'ordine pubblico e della chiusura dei porti, che per carità le regole ci sono, vanno fatte rispettare, questo non c'è dubbio. Però diciamo che per avere qualcosa da difendere bisogna sapere che cosa stiamo difendendo. Qui entra in gioco invece la questione culturale, politica, ideologica. Di fronte all'immigrato, non nascondiamoci dietro un dito, stiamo parlando di immigrazione musulmana principalmente, perché è quella che pone i problemi più grandi.
Per rispondere ci vuole un'identità forte da opporre, ma un'identità forte come si costruisce? E qui iniziano a esserci ricette diverse. Naturalmente voglio dire, il fatto che l'immigrazione che pone più problemi sia quella islamica non è un argomento razzista contro gli islamici, è un dato di fatto, cioè che l'Islam non conosca quella separazione tra Stato e Chiesa, quindi tra legge divina e legge civile, che invece è a fondamento della nostra società. Non lo dico io, non lo dicono i razzisti, carissimi amici del politicamente corretto, lo dicono gli intellettuali islamici moderati, che spesso, perché dicono questa cosa, vengono ficcati in carcere o anche peggio, anche accoltellati per la strada, come è successo in Egitto anni fa con il premio Nobel, Najib Mahfouz. E quindi diciamo, è una constatazione, un dato di fatto. Ma vediamo che cosa dovrebbe fare la destra. Allora, innanzitutto, appunto, andare alla ricerca della propria identità. Ma cosa significa questo sul piano concreto? Significa, ad esempio, che ci vuole una forte attenzione verso le comunità locali, ma anche le comunità nazionali, proprio nel senso della resistenza o della mitigazione, del mitigare gli effetti della globalizzazione. Per far questo, però, non bisogna arroccarsi e centralizzare tutto, no? La cosa giusta per tutelare le comunità locali è un decentramento ben fatto. È una battaglia questa che in Italia viene portata avanti da molti anni, ma che non trova mai sbocco, eppure è fondamentale. E questo la destra di governo post-Messina dovrebbe capirlo. Il decentramento in un'ottica di resistere alla globalizzazione è come dire, la prima cosa da fare. La prima cosa da fare e la seconda invece è quella di agire sull'istruzione. Noi non possiamo permetterci di avere un'istruzione fondata sul relativismo, cioè tutto è uguale a tutto, quindi tutto sullo stesso piano, una cosa non può essere migliore di un'altra. No, dobbiamo dire molto chiaramente che per noi la separazione, prima citavo la separazione tra Stato e Chiesa, per noi è meglio di la soluzione islamica in cui non viene distinta. Non vengono distinte queste cose, ma bisogna dirle molto chiaramente, non bisogna insegnare il relativismo, che poi è un relativismo della domenica, no? Cioè, un conto è il relativismo e il nichilismo di Nietzsche, un conto è quello dei programmi scolastici, cioè è un relativismo senza tragedia, senza niente, è un tutto uguale a tutto, e alla fine si capisce che non vale niente, no? Questo appunto è un altro tema sul quale insistere. E quindi bisogna anche poi, c'è un problema demografico anche, bisogna affrontarlo, però non bisogna affrontarlo con la logica dell'assistenzialismo, cioè ti do il bonus bebè una volta ogni tanto e finita lì. No, ci vogliono delle politiche di sgravi fiscali molto consistenti, molto precisi, che vadano a vantaggio delle famiglie, specie di quelle più numerose. E quindi, insomma, ci sono dei libri, adesso ne citerò tre, che sono fondamentali. Uno è il libro di Patrick Deneen, Perché il liberalismo ha fallito, che è un libro di parecchi decenni fa, però in Italia è stato pubblicato abbastanza di recente. Sappiamo che abbiamo dei ritardi su certi libri che sono invece considerati classici altrove, perché l'editoria si è appiattita sul conformismo della sinistra e quindi ci mancano dei libri fondamentali. Però questo è stato pubblicato dalla Vela pochi anni fa e è uno dei classici che spiega perché il liberalismo
così come l'abbiamo conosciuto fino a oggi, non può andare avanti, cioè deve essere mitigato da altre cose. Poi ritorniamo anche su questo tema. L'altro grande capolavoro è del 1954 ed è il libro di Robert Nisbet, La comunità e lo Stato, che troviamo nelle edizioni di Comunità e credo non sia, tragicamente non sia mai stato ristampato, è proprio quello che ti fa capire l'importanza del decentramento. E poi un classico che abbiamo citato tante volte in questa trasmissione, cioè il problema dell'ateismo di Del Noce, che diciamo al di là dell'ateismo, cioè lui prende in esame proprio il relativismo come male del secolo, perché appunto porta a pensare che tutto sia uguale a tutto, che non ci sia niente che valga la pena di difendere. Cioè, per difendere la nostra identità dobbiamo avere qualcosa da difendere e anche qualcuno che sia disposto a farlo. Proseguiamo nella seconda parte. Bene, in questa seconda parte di Alta Tiratura, sono Alessandro Gnocchi, siamo su Radio Libertà, voglio presentarvi un libro che è uscito in questi giorni, è stato presentato al Salone del Libro di Torino,
da Andrea Tornielli, che è il responsabile della comunicazione vaticana, e il libro è il libro di un cardinale importante che si chiama Jean-Paul Vesco e che è l'arcivescovo di Algeri, dopo essere stato il vescovo di Orano, sempre in Algeria. L'Algeria è un paese da studiare con attenzione, perché è un paese formalmente laico, che nasce però da una sanguinosa guerra civile contro il fondamentalismo religioso, che peraltro non è nemmeno sconfitto, perché ci sono alcune aree dell'Algeria interne che sono ancora sotto il controllo appunto dei fondamentalisti. È un paese da osservare con attenzione perché è un paese martire. Ricorderete forse i fatti incredibili del 1996, quando vennero assassinati i 7 monaci cistercensi di Tibrin. Sapevano di essere in pericolo, ma non vollero comunque abbandonare la loro comunità cristiana, e pochi mesi prima dei monaci venne assassinato il vescovo domenicano di Orano, che era Pierre Claverie, e Vesco appunto ha avuto una vocazione a 33 anni, quindi non era giovanissimo, e proprio davanti ai fatti era un domenicano, e davanti ai fatti avvenuti in Algeria ha avuto una specie di vocazione nella vocazione, cioè non solo diventare prete, ma andare proprio in Algeria a raccogliere il testimone dei martiri, cosa che ha fatto e che gli è stata riconosciuta, tanto è vero che è stato fatto cardinale. Lui ha pubblicato un libro per la libreria editrice vaticana, che è secondo me molto importante e interessante, perché lui affronta il tema dei temi, cioè il nostro rapporto con l'Islam. Naturalmente lo fa da un osservatorio super privilegiato, perché tutte le tensioni che noi conosciamo in Europa, l'Algeria le ha conosciute e le conosce moltiplicate per 100. La prima cosa che ci dice Vesco è che noi dobbiamo sapere chi abbiamo davanti, cioè non dobbiamo pensare che la soluzione del problema sia un multiculturalismo così buonista, relativista, diciamo, e non dobbiamo illuderci che le modalità di conciliazione tra Stato e Chiesa, che sono state tipiche del cristianesimo, che fa l'accordo con lo Stato, sia possibile anche nel caso dell'Islam, semplicemente perché per l'Islam Stato e Chiesa non si possono separare, sono la stessa cosa. E quindi la questione va affrontata in un altro modo. Inoltre ci fa vedere che certo l'ecumenismo, cioè il fatto che le religioni dialoghino tra loro, è giustissimo, però ci fa anche capire che ci sono degli ostacoli a questo dialogo che ancora sono molto, molto forti, e quindi non bisogna negarli facendo finta che siamo tutti buoni, siamo tutti uguali e troveremo un facile accordo e vivremo tutti insieme felici e contenti. Vivremo tutti insieme felici e contenti se iniziamo innanzitutto a riconoscere questi ostacoli e a cercare di affrontarli. Lui poi fa una proposta, una parte di analisi della situazione, che secondo me è fatta molto bene, è molto bella, anche perché non ha i toni strillati della propaganda politica, ma è la riflessione di un vescovo che è testimone in una zona molto particolare, come abbiamo visto. E lui propone in sostanza il valore della fraternità, che declina al plurale, e dice è un valore cristiano, ma è anche un valore repubblicano, e quindi diciamo potrebbe essere, ragioniamo sulla fratellanza, perché che declina al plurale, dice le fratellanze, perché diciamo prima di tutto ci vuole un dialogo fondato sul pluralismo, che non nega l'identità altrui, né in un senso né nell'altro, e lui dice questa è la via maestra per imparare a conoscerci senza far finta che non esistano i problemi.
Vescovo poi ci fa vedere che noi abbiamo molte appartenenze alla famiglia, alla religione, allo Stato, e che tutte queste differenze e queste appartenenze diverse poi trovano appunto conciliazione in quella che lui chiama la fraternità. C'è una radice di critica anche nei nostri confronti da parte di Vescovo, che sicuramente diciamo dalla parte occidentale, cioè noi e l'Islam, diciamo così, lui sta tra i noi, però ci dice anche che c'è una frammentazione, c'è stato un individualismo troppo forte, troppo marcato dopo la fine della seconda guerra mondiale, quando anche giustamente si credeva che appunto enfatizzare il ruolo dell'individuo significasse evitare le adunate naziste, in poche parole. Però dice, se questo individualismo non ha una morale e è spinto troppo in là e si coniuga con il relativismo, alla fine quello che ottieni è una società frammentata. Una società frammentata in cui ognuno pensa ai fatti suoi, e una società che alla fine non sa più che cosa deve difendere, perché non ha più niente da difendere, non ha più valori comuni da difendere. Io vi consiglio questo libro che si intitola, scusate non ho detto il titolo, si intitola L'audacia della fraternità. È un libro composito, ci sono interviste, interventi, eccetera, però si può leggere tutti insieme come una specie di manifesto che a me ha colpito molto. E infine una citazione finale per un altro libro che dovreste, credo, leggere, tutti quelli che sono interessati ai temi della politica e della cultura, che è Il ritorno degli dei forti di Russell Reno. Questo è un libro, a mio avviso, eccezionale, perché indica una via d'uscita da tutto questo, no? Un po' come dice Vescovo. Vescovo dice, se tu hai il liberalismo ma non hai più la morale, cioè perché il liberalismo spinto alle estreme conseguenze diventa un elogio dell'avidità, diciamo così, se tu non hai un aspetto morale forte, diventa appunto una cosa che frammenta la società. Questo libro, che viene invece da parte laica, ci dice all'incirca le stesse cose, cioè prendendole da un'angolazione diversa, ci dice benissimo il liberalismo è quello che ci ha dato il benessere e la libertà, e diciamo ha i suoi difetti, ma al momento un sistema migliore non si è ancora trovato. Tutti quelli che abbiamo provato sono rivelati peggiori per la libertà e per la ricchezza. E però anche lui dice, però ci vuole questa libertà di intraprendere, questo individualismo non può valicare un certo limite, diciamo, morale. Per cui dice bisogna conciliare il conservatorismo e il liberalismo. Il conservatorismo ci dirà quali sono i valori comuni, quali sono le tradizioni da tramandare, ci dirà cosa abbiamo in comune e chi siamo. E il liberalismo invece ci renderà ricchi e ci garantisce che resteremo liberi. Quindi anche questo è un libro che ha un valore di manifesto, viene pubblicato da Liberi Libri, con la prefazione di Michele Silenzi, che è il direttore editoriale di Liberi Libri, quindi diciamo un libro bandiera, che esce nella principale casa editrice insieme col Rubettino liberale d'Italia. Quindi pare che il liberalismo sia in crisi pare però che ci siano ultimamente anche delle ricette che mostrano molto chiaramente la direzione in cui dovrebbe andare la destra, che è quella identificata da Reno, almeno secondo me. Poi ovviamente ci sono molte voci che la pensano diversamente, ma io credo che appunto il destino di una società ben organizzata e libera sia questo. Faccio notare, come ho fatto notare nella prima parte, che la sinistra, tanto colta come si presenta, da questi dibattiti è completamente fuori.
non ha niente da dire, da proporre, che non siano le solite sciocchezze sul ritorno del fascismo. Come vedete, nessuno a destra lo auspica, anzi si sta proprio cercando di trovare una soluzione a problemi che, se non affrontati, portano poi alle grandi tragedie. Ciao. Avete ascoltato Alta Tiratura.